Mezz'ora di pioggia torrenziale accompagnata da fulmini e forti raffiche di vento. La prevista ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia nella notte ha creato danni e disagi soprattutto a Motta, Mogliano e nel comune capoluogo. Allagata via Ghirada nella notte. Per buona parte della giornata di oggi il sottopasso di via Sarpi, come triste tradizione in questi casi, è rimasto inagibile. Qui siamo nel quartiere di San Lazzaro, uno dei più flagellati. Due imponenti pini sono caduti sul giardino posteriore della scuola elementare Tommaseo. Spaventoso, sì, mamma mia. E non vede che affari. È caduto di là nelle scuole. Per fortuna, che se andava da qua mi spaccava tutta la casa. Mamma mia. Decine le richieste di soccorso arrivate ai centralini dei vigili del fuoco, soprattutto dei residenti nei quartieri meridionali della città. Acqua alta 30 centimetri in giardino, in casa per fortuna abbiamo le paratie perché questa è una zona dove è sottoposta ad acqua alta, quindi abbiamo le paratie come a Venezia, appunto prese a Venezia. Paura anche a San Biagio di Callalta, qui siamo lungo la Postumia. La forza del temporale ha provocato il crollo di parte della copertura di un distributore di benzina, transennato per motivi di sicurezza dai vigili del fuoco. Fortunatamente al momento del crollo non c'era nessuno. I fulmini hanno mandato in tilt diverse centraline elettriche, causando blackout temporanei in diverse zone. La situazione in mattinata è lentamente rientrata nella normalità, ma rimane lo stato di allerta anche nei prossimi giorni, durante i quali altri improvvisi rovesci potrebbero interessare la Marca.